Ascoltando le gimnopédie sognanti e senza tempo di Satie, difficilmente si potrebbe immaginare che il loro compositore fosse un uomo più caratterizzato durante la sua vita, nonché oltre, dalle sue eccentricità che dalla musica. Eppure, fino a poco tempo fa, era stata prestata più attenzione a oggetti come gli 84 fazzoletti identici e i 12 costumi di velluto identici trovati nel suo guardaroba dopo la sua morte, che alla sua arte pionieristica, alla sua influenza su Debussy, Ravel e Cage, o alla sua configurazione dell'estetica minimalista che sarebbe emersa quasi un secolo dopo la sua nascita. Questa enfasi fuori luogo non è difficile da comprendere, perché la complessità dell'uomo e le sue affascinanti manifestazioni sono dapprima più facilmente comprensibili e immediatamente divertenti rispetto alle sue composizioni. Forse è stato più affascinante visualizzare i due pianoforti a coda impilati uno sopra l'altro nell'appartamento di Satie in Arcade Score. Quello superiore veniva utilizzato per riporre corrispondenze e riviste, piuttosto che contemplare l'ascolto di un pezzo per pianoforte intitolato Autentici preludi flaccidi per un cane. E che dire della sua collezione di astronavi, dirigibili, castelli e fortezze? Sono meglio della sua sonatina bureaucratique? Lo spostamento dell'attenzione dall'uomo all'arte e il suo cambiamento di status da umorista musicale dilettante a innovatore possono essere fatti risalire a un Satie Festival organizzato nel 1948 da un altro iconoclasta, il compositore americano John Cage. Questi aveva ascoltato Vexation di Satie, un pezzo di 3 minuti scritto su un unico foglio con le istruzioni che fosse suonato 840 volte, e a New York nel 1963 organizzò un'esecuzione del pezzo che coinvolse 10 pianisti che suonarono in turni di 2 ore per un totale di 18 ore e mezza. Cage non fu l'unico profondamente colpito da quell'esperienza, ma artisti diversi come Yoko Ono e John Lennon riferirono che il loro isolamento a letto di una settimana per protestare contro la guerra di Vietnam fu ispirata dall'esperienza di Vexation. Da allora la musica di Satie è stata eseguita più frequentemente, registrata e riconsiderata alla luce informata di mezzo secolo. Siamo arrivati a comprendere e ad apprezzare maggiormente la sua produzione musicale, la cui portata negata è in netto contrasto con le gigantesche proporzioni delle opere dei suoi contemporanei tedeschi, tra cui Bruckner, Mahler e Richard Strauss, dal momento che cercava con le sue stesse parole una musica senza crauti. Potrebbe essere senza crauti, ma la musica di Satie non è meno pungente. Ispirato da fonti diverse come la cultura del cabaret, la religione medievale e l'antichità greca, Satie compose canzoni, opere per pianoforte e spartiti teatrali fortemente evocativi. Je te veux, ti desidero, è il prodotto della sua associazione di un quarto di secolo con i cabaret di Montmartre. Un habit de cheval, in abito da equitazione, evoca, nonostante il titolo dell'opera, la musica e il misticismo del Medioevo che così fortemente attrassero Satie, e le 3 gimnopédie, chiamate anche Erixatiane, in onore dei giovani danzatori di Tirea descritti da Erodoto, rivelano la grazia misurata che facilmente si immagina possa caratterizzare cerimonie e spettacoli antichi. Nato a Honfleur, Normandia, Satie si trasferì a Parigi nel 1884, studiò brevemente al Conservatorio di Parigi e trovò la sua prima voce musicale come compositore ufficiale del movimento rosacrociano. Qui incontrò per la prima volta il canto della pianura e il canto gregoriano, che sarebbero stati alla base di gran parte della sua produzione successiva. Disincantato dai rosacruciani, trovò lavoro come pianista nel famoso cabaret Le Chanois, dove conobbe il giovane Debussy che, con Ravel, avrebbe poi riconosciuto il proprio debito musicale nei confronti di Satie e avrebbe tentato di interessare il pubblico ai suoi lavori. Le pressioni finanziarie portarono Satie a trasferirsi in un sobborgo operaio, Arcueil, da cui si spostava ogni giorno a piedi fino a Parigi, per riunioni e pasti. Il suo viaggio di andata e ritorno di quasi 20 chilometri era scandito, secondo il poeta Apollinaire, da soste nei caffè per annotare idee musicali sui piccoli quaderni che portava ovunque. Alla fine ottenne il successo che a lungo gli sfuggiva con Parade, una collaborazione con Pablo Picasso, Jean Cocteau e il direttore dei balletti russi di Monte Carlo, Serge Diaghilev.
La colonna sonora era così avvincente e l'inclusione di pistole, clacson, sirene e macchine da scrivere così innovative e rauche che fu provocata una rivolta durante la serata di apertura che, ampiamente documentata, portò finalmente Satie all'attenzione del pubblico, dove rimase fino alla sua morte prematura all'età di 59 anni. Oggi l'originalità e l'influenza di Satie sono considerate alla pari delle sue composizioni. Se la sua musica non ci lascia un'ispirazione spirituale allo stesso livello delle opere di Beethoven o Mahler, ci trascina in un mondo privilegiato, spesso meditativo, con una visione del mondo e una bellezza tutta sua.